Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Apriamo con i numeri sul fronte coronavirus di oggi. In Friuli Venezia Giulia, a fronte di 6.116 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%, circa la metà rispetto al 9,14% di ieri. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi, pari al 5,66%, percentuale in linea con il dato di 24 ore fa. I decessi registrati sono 11, uno dei quali nel Friuli occidentale, ai quali si aggiunge una morte pregressa afferente al 26 febbraio scorso. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 61, mentre quelli in altri reparti salgono a 380. La situazione peggiore sul fronte di questi numeri riguarda la provincia di Udine, mentre invece il Pordenonese al momento sembra tenere, dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E oggi il presidente della regione Massimiliano Fedriga si è confrontato in videoconferenza con i capogruppo in consiglio regionale, l'ANCI, i prefetti e le categorie economiche, oltre alle organizzazioni sindacali e l'ufficio scolastico regionale, sulle misure da adottare per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Domani, attorno alle 11:30, sono attese le sue comunicazioni a riguardo. Si prospettano nuove restrizioni anche sul fronte delle scuole, probabilmente divise per zone territoriali. Passiamo alla cronaca. La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne pordenonese che dovrà scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione. Nell'arco di 8 anni ha commesso diversi reati contro il patrimonio e la persona. Nell'arco di 8 anni ha compiuto reati contro il patrimonio e la persona. Ora dovrà scontare una pena di 2 anni, 7 mesi e 17 giorni. Questa mattina un 34enne pordenonese è stato rintracciato e arrestato dalla squadra mobile della questura della città sul Noncello perché è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone dopo le sentenze definitive per reati commessi tra Caneva e Sacile tra il 2011 e il 2018. L'uomo infatti era stato arrestato in flagranza di reato nel febbraio di 10 anni fa. Allora, alle 2:30 di notte, era stato sorpreso nel commettere un furto in concorso asportando il registratore di cassa di un bar in piazza 30 ottobre a Caneva. Successivamente il 34enne era stato autore di reati contro il patrimonio ai danni di centri commerciali a Sacile, fino all'ultima condanna dell'ottobre del 2018, quando picchiò violentemente l'ex fidanzata al termine del loro rapporto sentimentale, colpendola con pugni al viso tanto da procurarle un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Pordenone, dove sconterà la pena. Cambiamo argomento, parte la rivoluzione nelle ringhe di Pordenone. Tra meno di un mese sarà attivato il doppio senso di marcia in Viale Marconi e in questi giorni sono state introdotte dal Comune le variazioni sulla viabilità accessoria. Tra meno di un mese saranno terminati i lavori su Viale Marconi a Pordenone, dove il Comune ha deciso di introdurre il doppio senso di marcia, una rivisitazione del ring cittadino che comporterà un mutamento di tutta la viabilità della zona, come spiega l'assessore alla viabilità Cristina Mirante. Entro il 28 di marzo, che è la scadenza che ci siamo dati, verrà introdotto progressivamente il doppio senso, prima da via Beato Dorico, con svolta a destra, quindi con l'attivazione del doppio senso, dopodiché sul semaforo di via 30 Aprile, via Matteotti e dopo ancora in via Montereale, via Le Grigoletti. Quindi questi semafori verranno modificati in modo da consentire le manovre di doppio senso. Ieri è stata modificata la viabilità delle strade a sud di Viale Marconi, ovvero verso il centro, nelle quali è stato rivoluzionato il senso di marcia, cosa che ha creato in un primo tempo qualche spaesamento tra gli automobilisti. Abbiamo attivato già c'è la cosiddetta circolazione nuova, invertendo il senso unico di marcia in via Bertossi e in via Brusafiera e istituendolo questo in via Temporanea e in via Beato Dorico. Cambia il fatto che in viale Marconi sarà attiva anche la corsia, diciamo, di contromano, andando di fatto a togliere quel traffico parassita che girava per Largo San Giorgio e via Brusafiera. Ci vorrà ovviamente un paio di mesi perché l'abitudine cambi, però per il momento siamo soddisfatti. È ovvio che è un primo passaggio, bisognerà vedere il contesto integrale. L'introduzione del doppio senso nel ring sarà in futuro introdotto anche in altre parti della città. Noi l'abbiamo immaginato in un altro punto strategico, che è quello che va dalla rotatoria del Santin fino alla stazione ferroviaria. È fondamentale per evitare che tutto il traffico faccia tutto il giro. Prima della fine dei lavori su Viale Marconi saranno installati anche i nuovi lampioni più bassi rispetto agli attuali e piantati alberi sempreverdi capaci di assorbire lo smog anche nei mesi invernali.
La Pordenone Design Week, in programma quest'anno dall'8 al 12 marzo, sarà completamente virtuale, pur proponendo workshop e laboratori con aziende e studenti. Virtuale, interattiva, fucina creativa per inventare soluzioni che tendono a tradursi in nuovi brevetti. Sono questi gli elementi distintivi della 10ª edizione della Pordenone Design Week, la manifestazione che quest'anno si trasferisce in un ambiente virtuale dall'8 al 12 marzo, con l'organizzazione collaudata di Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma Design, Confindustria Alto Adriatico e Associazione Culturale Pordenone Design. Laboratori, workshop e incontri in streaming coinvolgeranno studenti e aziende, alcune delle quali metteranno a disposizione le loro vetrine. A dare il via alla manifestazione sarà l'opening lunedì 8 marzo alle 11 con l'inaugurazione ufficiale, seguita dalle Lectio Magistralis di Alberto De Toni, già rettore dell'Università di Udine, e dell'economista Pierluigi Sacco. Quest'anno variamo, gettiamo nell'oceano informatico ben 10 workshop online con cliente, committente, briefing, capo progetto, gruppo di lavoro, tutor, eccetera. Il tutto accade online. Questi sono 300 persone, ognuna a casa sua, collegate per dare risposta a 9-10 progetti. Per la prima volta alcuni studenti delle scuole superiori cittadine potranno prendere parte alla Pordenone Design Week. Si tratta di studenti del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone e dell'Istituto Carniello di Brugnera. Questa manifestazione deve creare un volano che dia la possibilità alle aziende di conoscere un mondo, quello del design, che è sempre più industriale e uno strumento, diciamo, di vantaggio economico per le aziende. Cambiamo argomento. La Marcia in Blu, organizzata come ogni anno dalla Fondazione Bambini Autismo di Pordenone, passa dalle strade ai computer, ma anche quest'anno raccoglierà fondi per la Onlus. Una marcia lunga un mese, è partita e durerà per tutto marzo la Marcia in Blu, l'ormai tradizionale iniziativa benefica organizzata da Fondazione Bambini Autismo di Pordenone per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo particolare disturbo. La marcia, patrocinata da tanti comuni del Friuli occidentale, quest'anno ha una veste facile, covid-free e, come sempre, autism friendly. A fare da ambasciatori, con il compito di promuovere l'iniziativa nel proprio territorio, sono Rodolfo Sedran per il mandamento di Pordenone, Giovanni Iommi per quello di Sacile, Elisa Cassan e Gianluca Pagazzi per Maniago, Valentino Gregoris per San Vito e Sandro Romanu per Spilimbergo. Per partecipare alla marcia basta camminare o correre dall'1 al 31 marzo da soli o in piccoli gruppi nel rispetto delle norme anti-Covid, indossando qualcosa di blu, colore simbolo dell'autismo, possibilmente pubblicando la propria prestazione su Facebook con una foto con l'hashtag Marcia in Blu 2021 e il nome del proprio comune. È necessario poi comunicare chilometri percorsi e comuni di riferimento con un messaggio WhatsApp al numero 349 744 0779. Il 2 aprile, giornata mondiale dell'autismo, nella loggia del municipio di Pordenone saranno annunciati la somma dei chilometri percorsi all'interno di ciascun mandamento e la somma raccolta attraverso le donazioni effettuate sul conto corrente Credit Agricole Friuladria della Fondazione. L'autismo, spiega Davide Del Duca, direttore della Fondazione, riguarda un nato su 77. La marcia è un modo per valorizzare le differenze e le diverse abilità e per testimoniare la propria solidarietà in questo momento difficile per tutti, conclude, e ancor di più per chi vive una condizione di fragilità come le persone con autismo. Ci spostiamo a Casarsa, dove quest'anno la sagra del vino durerà tutta l'estate. Per evitare problemi legati al Covid-19, la Pro Casarsa, il Comune e viticoltori friulani La Delizia sposteranno durante la bella stagione l'evento che tradizionalmente aveva luogo nel mese di aprile. L'idea è quella di organizzare una serie di eventi all'interno di un programma diffuso che da inizio luglio arriverà fino alla festa patronale di Santa Croce a settembre, utilizzando vari luoghi come l'antico frutteto, il giardino di Palazzo Burovic e lo spazio del centro comunitario, dove potrebbe essere installato un tendone o una copertura per le attività enogastronomiche. Il programma, che comprenderà i 90 anni dei viticoltori friulani La Delizia, i 40 anni della Proloco e della Libertas Casarsa e i 30 anni dell'Associazione Culturale Forum Democratico, sarà ufficializzato a fine primavera. Chiudiamo con la musica. Ci saranno anche due voci pordenonesi al Festival di Sanremo che parte questa sera. Davide Toffolo con gli Extra Liscio e Francesca Mesiano dei Comacose sono pronti a esibirsi sul palco dell'Ariston.
Attesa finita, il Festival di Sanremo, seppur in forma diversa dal passato a causa della pandemia, debutta stasera e in gara c'è anche un pezzetto di Friuli. Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo, assieme alla band romagnola degli Extra Liscio, si esibirà domani nella seconda serata della manifestazione condotta da Amadeus. Il cantante pordenonese, con la sua immancabile maschera da teschio, si esibirà con Bianca Luce Nera, una performance che nemmeno lui si sarebbe mai immaginato. All'inizio non ci credevo, ho detto ma veramente? E poi ho detto, ma sì, andiamo che ci divertiremo come pazzi. E stasera a salire sul palco più emozionante d'Italia ci sarà anche Francesca Mesiano, in arte Cali, origini pordenonesi, voce dei Comacose, gruppo indie rap elettronico che ha riscosso molto successo negli ultimi anni. In coppia con il fidanzato partner artistico Fausto Zanardelli, Francesca canterà Fiamme negli occhi. Dopo giornate di prove sulla Riviera Ligure, con tamponi costanti per scongiurare il contagio, i due pordenonesi condivideranno il palco con gli altri big in gara e i super ospiti, su tutti l'attesissimo Zlatan Ibrahimovic, centroavanti del Milan, prestato per una settimana alla musica. Il suo infortunio mercoledì lo terrà lontano dal campo di San Siro contro l'Udinese, dove avrebbe dovuto giocare l'infrasettimanale di Serie A. La scena però, c'è da scommetterci, se la prenderà comunque, così come i due pordenonesi in gara. È tutto per questa sera, dopo di noi il meglio dello scrigno con Daniele Paroni. Domani sera non ci sarà l'edizione pordenonese del nostro telegiornale perché lasciamo spazio ai colleghi dello sport che seguiranno Milan-Udinese. L'appuntamento con l'edizione di Pordenone invece per giovedì alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.